domanda abbastanza difficile quando vi chiedevo addirittura per SMS di mandare gli antidoti a questo sgretolamento culturale che sta vivendo l'Occidente, però qualcuno la sfida l'ha raccolta. Il primo a scriverci un SMS è purtroppo un SMS che ci è arrivato incompleto, quindi non abbiamo giusto la firma, ma il succo c'è, e ci scrive così: comunque guardate che l'Occidente sbaglia a fare satira su Dio e sulla nostra religione cristiana. Il problema dell'Occidente è proprio il non credere più e non rispettare Dio. Ricordiamoci che noi non siamo un corpo che ha un'anima, ma noi siamo un'anima che ha un corpo. Cambiate. L'Occidente è debole e decadente per questo. Questo è uno degli SMS che ci è arrivato. Beh, certamente il dibattito che si potrebbe fare con questo ascoltatore da posizioni, diciamo, più laiche e dissacranti, sulle quali personalmente mi ritrovo, va benissimo, e ce lo potremmo filare nella nostra civiltà, farci dei gran ragionamenti e trovare certamente un modo di convivere con queste due sensibilità, che poi si convive, basta avere il rispetto, si può scherzare con profondo rispetto, esattamente come si possono diciamo dire delle cose che sembrano serie e che invece sono terribilmente irrispettose, ma questa è una cosa che riusciamo a fare perché parliamo la stessa lingua, e non intendo la lingua italiana, intendo la lingua di una civiltà che ha una sua storia, le sue contraddizioni, nel bene e nel male la sua storia se l'è filata. Oggi siamo di fronte a uno sgretolamento contro un'altra cultura, e la cosa che mi inquieta non è che facciamo o non facciamo satira sulla religione cristiana dell'Occidente, la cosa che mi inquieta è che ci inchiniamo davanti a una religione che non è nemmeno nostra, quindi cioè, è ancora veramente più folle quello che sta succedendo. Intanto rassicuriamo Roby da Bonate che chiede se si deve sentire in colpa perché lui ha fatto le parole crociate. No, non ti devi sentire in colpa. Il senso di colpa di cui si parlava era il senso di colpa per le crociate che Goffredo, leghista di Romagna, un nostro grande ascoltatore, non ha assolutamente, e lui parla a ragion veduta, perché ci scrive: io ho avuto antenati cavalieri dell'ordine teutonico e di San Giovanni che hanno fatto la seconda e la terza crociata e non me ne vergogno affatto. C'erano motivi politici di vario ordine, la prova è peraltro quello che sta accadendo oggi. Beh, io adesso non mi lancio in così su temi che non mi competono e dove non sono preparato, però certamente questo senso di colpa delle crociate, dell'imperialismo, non venitecelo a raccontare, perché in questo momento in Occidente di gente che possa sentirsi in colpa per l'imperialismo e per le crociate non c'è nessuna, e i pochi come Goffredo, leghista di Romagna, che hanno la certezza che i suoi antenati erano lì, non si sentono in colpa, e dico fanno bene perché i loro antenati hanno vissuto il loro tempo. Comunque un anonimo ci scrive: bisognerebbe tornare a portare un bel crocifisso al collo come si usava fare fino a qualche anno fa. E dopodiché abbiamo Bruno che ci dice: penso che votare la Lega e conservare il proprio senso di appartenenza, nel mio caso la padanità, sia l'unica cosa che si possa fare per contrastare questo pensiero unico che ci sta portando alla rovina. Davvero un pensiero unico che rischia di diventare una società davvero schiavizzata economicamente. Ne abbiamo dato conto tante volte quando parliamo di euro, di multinazionali, di aziende che delocalizzano e di diciamo lavoro che assomiglia sempre di più a una schiavitù. E dall'altro canto, se addirittura ci vengono anche tolte le poche libertà che sono sopravvissute almeno nel vivere sociale, e non perché abbiamo fatto così delle idee, abbiamo dei progressi così autoprodotti dalla nostra cultura, no, ma perché dobbiamo assomigliare alla cultura araba, beh, allora stiamo veramente messi male. Modello economico americano e cultura araba, diventeremo davvero un terribile ibrido che verrà studiato con stupore, credo, dagli storici negli anni a venire.
E passiamo, come vi avevo preannunciato, a parlare d'altro, ma d'altro fino a un certo punto, perché se è vero che chiedervi per SMS qual è l'antidoto a questo sgretolamento fa un po' sorridere, almeno noi abbiamo il piccolo, microscopico merito da questa radio di provare a trovare delle soluzioni a uno sgretolamento che quantomeno sentiamo in atto. Chi invece sicuramente non lo sente questo sgretolamento e probabilmente pensa di essere ancora nei ruggenti anni '80 che hanno poi portato a Tangentopoli, sono i personaggi di questa oscura commedia che prende il nome dell'inchiesta su Expo, sugli appalti di Expo. È un mondo veramente che toglie il fiato quanto a squallore dei personaggi, al di là delle condanne, se arriveranno o non arriveranno, non importa. Questo non importa dal punto di vista proprio umano, perché stiamo parlando di queste cricche fatte di cene, convegni, telefonate continue. Fate conto, i magistrati ne hanno monitorate quasi 3.000. Il fatto solo che ci siano delle ombre sulla sanità dovrebbe essere un qualcosa che scandalizza, perché alla fine quando poi si va in un ospedale dovrebbe essere uno degli ultimi luoghi sacri della istituzione pubblica, perché lì è insomma dove si cura la sofferenza, e non ci dovrebbe essere neanche l'idea che possano succedere queste cose. Invece purtroppo sono cose di cui ci dà conto la cronaca, appunto, su questa inchiesta di Expo, che vede coinvolti questi personaggi, che peraltro sono personaggi già noti da questo punto di vista. Io dico veramente dei veri e propri casi umani quanto a squallore, perché ritrovarmi ancora nel 2014 a parlare del compagno Primo Greganti come faccendiere all'interno di titoli che parlano di cupole dei corrotti, sentire di 10.000 euro sequestrati in contanti a Sergio Cattozzo, ex segretario regionale dell'Ude in Liguria, che in alcuni filmati è ripreso mentre in tasca del denaro, e mentre 2.000 euro sono stati sequestrati a questo Frigerio, che è un altro dei personaggi di questa saga veramente squallida, che non può che essere il contraltare, diciamo, di una società che sta andando in vacca, perché poi quando ci sono queste inchieste poi escono tutti i particolari più scabrosi. Io ve ne risparmio la gran parte, ma ce n'è uno che veramente fa parte del dramma e della schifezza di cui stiamo parlando, ed non è giudiziario, è proprio antropologico, ed è questo continuo millantare conoscenze a destra e a sinistra, questo continuo muoversi come dei parassiti che si muovono ovunque ci sia potere, possibilità di insinuarsi per avere un ritorno economico che poi non è dettato da uno stato di necessità, perché tutte le persone di cui stiamo parlando non sono le persone che fanno fatica a arrivare alla terza settimana. Sono le persone che anzi si vantano di avere gli status symbol, la macchina di un certo tipo, il conto in banca, la vacanza di un certo tipo, eccetera. Tutte queste telefonate che poi tirano in ballo persone che a loro volta smentiscono. Ho visto Bersani, ho visto Pittella, dice Greganti, tutto un sistema di intrighi e grovigli che veramente rischia, e speriamo che però così non sia, perché comunque ci vuole una risposta forte da parte di chi governa in questo momento non solo la Lombardia, ma di chi governa tutto questo grande meccanismo, che può essere davvero una grande opportunità Expo, per cacciare tutti questi personaggi che mi fanno venire in mente quella canzone di Gaber, non so se ve la ricordate, che si chiama L'Obeso. S'aggira per il mondo un individuo osceno, così diverso che sembra quasi disumano. È un essere inquietante e forse non è un caso che a poco
diventi contagioso. L'obeso, l'obeso, l'obeso ha un aspetto imperturbabile, imponente, un grosso uomo che si muove lentamente. Mangia sempre dalla sera alla mattina con l'isterica passione per qualsiasi proteina. L'obeso imprigionato nel suo corpo assai opulento sembra un uomo generato da un enorme allevamento. L'obeso aumenta di peso. Parlando io e l'ottimo regista, perché c'è tutto un lavoro, voi non avete idea, eh. Ad esempio le canzoni che vi mandiamo, voi pensate che ci sia un computer, no, io pedalo mentre c'è la canzone, che metto in moto una dinamo e permette appunto alla musica di suonare. Vabbè, il bello della diretta, sono contento che ci abbiate sentito. E anche perché finché c'è uno spiffero di notizie da Radio Padania, al massimo scoprite che mentre voi ascoltate la canzone, io e il regista capiamo come deve andare avanti la trasmissione, e non è sempre facile. Il problema è quando gli spifferi di notizie escono dal tribunale di Milano in questo caso, perché se tutta in questa storia, l'abbiamo detto, i coinvolti fanno, perdonatemi il termine, umanamente schifo, comunque non è che ci sono i buoni dal punto, o lo Stato in maniera, diciamo così,
inequivocabile da parte del Tribunale di Milano, e quindi i buoni che arrestano i cattivi, anche perché c'è una bella bufera nel Tribunale di Milano, dal momento che Bruti Liberati ha scritto al CSM che il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, in una nota al CSM, ha scritto che le iniziative del PM Alfredo Robledo hanno determinato un reiterato intralcio alle indagini sull'Expo. Questo è proprio scritto nero su bianco, e tra gli episodi che Bruti Liberati cita c'è anche quello di un doppio pedinamento che avrebbe potuto addirittura compromettere l'inchiesta. Quindi fate conto davvero in che strano, attorcigliato paese siamo, e io mi scuso per avervi chiesto per SMS addirittura di provare a trovare un rimedio a tutto questo, perché chiaramente siamo davvero davanti a un paese che è il paese del carnevale, dove le cose sono solo il loro nome. Tu immagini il tribunale dei giudici, poi anche lì in realtà quella che si profila è, con tutto il rispetto, una guerra di fazioni, un continuo litigare su chi è più magistrato dell'altro, e in mezzo ovviamente si crea l'humus per personaggi alla Primo Greganti, millantatori, faccendieri, che sono spuntati in questa storia che certamente non meritava la Lombardia, non merita Milano, e le tante persone che fanno della Lombardia, di Milano, uno delle città più importanti d'Europa. E non è una cosa che diciamo qui da Radio Padania per fare dello sciovinismo, ma se si vince la possibilità di ospitare un'esposizione universale, non è che sia proprio l'ultima città del mondo, vuol dire che c'è un senso nella capacità di lavorare, nella capacità di attrarre investimenti, tutte cose che poi con personaggi alla Greganti e così via rischiano di andare, diciamo così, essere buttate in vacca, perché poi ovviamente oggi si sono fiondati su Milano Renzi, che ovviamente ha avuto un lungo colloquio con il presidente della Lombardia Maroni. Non sappiamo bene che cosa ne hanno detto, però insomma Maroni ha chiesto maggiori poteri a Renzi, Renzi ha detto che l'Expo non si tocca, si è buttato sulla faccenda Expo anche Beppe Grillo, dicendo questo è solo un modo per far girare dei soldi, in realtà non c'è attaccato niente, bisogna fermare tutto. Quindi chiaramente si incominciano con vari tipi di isterismi, opportunismi, quando invece si voleva soltanto costruire, e si vuole ancora soltanto costruire, un'occasione di vetrina internazionale per una città come Milano e per la Lombardia e per tutto il paese. Ma a parlarne con noi, come ogni martedì, ma oggi non è un martedì qualsiasi, abbiamo proprio il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni. Ciao Roberto. Eccomi qua, ciao. Allora, sono stati giorni un po' furibondi, direi. Sì, direi proprio di sì. Sono stati giorni di grande amarezza, di incazzatura, perché quando ti senti tradito dai tuoi collaboratori, non parlo di me ma parlo di Beppe Sala naturalmente, il commissario per Expo, ti viene la rabbia, no? E purtroppo è avvenuto. Questa era una persona, parlo di Paris, che collaborava con Beppe Sala da tanti anni, e se lui si fidava ciecamente, anche noi dovevamo fidarci, e ci siamo fidati. Abbiamo messo in atto tutti i controlli che sulle infiltrazioni mafiose, per prevenirle, sono a nostra disposizione. La magistratura ha fatto quello che solo la magistratura può fare, cioè ha messo sotto controllo intercettazioni telefoniche ambientali e ha scoperto questi traffici nascosti che hanno sotto banco, che hanno portato poi agli arresti. Ben vengano, naturalmente si è fatta pulizia, rimane l'amarezza di scoprire che quando ci sono soldi pubblici, appalti, c'è sempre qualcuno che cerca di approfittarne. Adesso, fatta questa pulizia, siamo ripartiti oggi con la nomina del nuovo direttore dei lavori da parte di Beppe Sala, che è il commissario di governo per Expo, e noi confermiamo l'impegno della Regione nella valorizzazione di questo importante
evento che può essere un'occasione straordinaria di sviluppo per la Regione Lombardia. Ecco, certamente questo è la cosa che più anche dà fastidio. Io prima ho detto addirittura che poi arriva a far schifo questa cosa, perché è un'occasione bella per Milano, per la Lombardia, è un'occasione che porterà lavoro comunque per tutti, senza andare a fare poi quelle che sono quelle vecchie pratiche, al netto di quello che poi uscirà dalle inchieste, che veramente rischiano di andare a macchiare una cosa che sta convogliando lo sforzo di tantissime persone. Sì, purtroppo queste pratiche appunto ci sono sempre, il nostro compito è quello di evitarle. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la Regione, non c'è nessun coinvolgimento della Regione in queste vicende naturalmente, e poi lo dico, l'ho detto oggi, ho riunito tutti i direttori generali degli ospedali lombardi e delle ASL, perché dalle intercettazioni risulta che qualcuno, questo Frigerio ed altri, sarebbero andati da questi direttori a dire se mi favorisci in questo appalto ci penso io a parlare con i vertici della regione per farti far carriera. Ho detto a tutti che se qualcuno va a dire queste cose di prenderlo a calci nel sedere, perché non c'è nessuno che può parlare di me in questi termini. Io decido e decido sulla base di un unico criterio, che è la competenza, le capacità professionali, non le appartenenze, e men che meno perché qualcuno mi dice promuovi Tizio o Caio perché è amico mio, ok? Ho voluto chiarirlo davanti a tutti perché ci sono dei millantatori che vanno in giro a dire queste cose e qualcuno in buona fede magari ci casca. Non va bene, ma purtroppo questa è la realtà. Noi dobbiamo reagire come stiamo facendo per garantire trasparenza, pulizia di fronte a queste notizie che addolorano, perché, ripeto, trovi qualcuno che cerca di approfittarne, però noi siamo tutti impegnati a far sì che questi principi di trasparenza e legalità si affermino e che l'Expo sia una grande occasione e una grande gioia. Ecco, oggi è arrivato a Milano il primo ministro Renzi, avete avuto un lungo colloquio. Che cosa ci puoi riferire di questo colloquio? In cosa vi siete trovati d'accordo? In cosa invece magari bisognerebbe trovarsi un'altra volta? Ecco. No, io gli ho ribadito le richieste che ho fatto da tempo al governo per la realizzazione di Expo, che sono dettagliate in una lettera che gli avevo già consegnato il 4 di marzo. Richieste che purtroppo finora non hanno avuto esito, sono cose che riguardano l'operatività della società, le infrastrutture, eccetera, eccetera. Lui si è impegnato, alla presenza di tutti, a dare seguito entro poche settimane, quindi da questo punto di vista c'è la sua parola, sono soddisfatto. Sulla nomina del magistrato Cantone come garante, diciamo così, della trasparenza, va bene, lo conosco, è un magistrato che stimo. Ho suggerito che gli vengano dati dei poteri più penetranti di quelli che oggi ci sono, perché altrimenti temo che sia difficile per lui fare davvero un controllo anticorruzione, perché i poteri che adesso ha l'agenzia che lui guida non sono così penetranti da riuscire a mettere in luce quello che la magistratura è riuscita a mettere in luce, e allora sarebbe un'operazione solo di facciata ma senza efficacia. Gli ho suggerito a Renzi e al governo un paio di proposte che richiedono però un intervento legislativo, e il governo si è riservato di valutarla. Ecco, sempre a Milano oggi Beppe Grillo, che insomma sostanzialmente ha proposto di chiudere tutto, perché è soltanto un giro di appalti, bisogna chiudere tutto, fermare Expo. Come rispondi a questa? Sì, che Grillo vuole tornare all'età della pietra, va bene, per lui va bene, ma per me no, non è così che si risolvono i problemi si risolve, la sfida vera è di fare le grandi opere lasciando fuori i malfattori, non
siccome le grandi opere richiedono grandi investimenti pubblici, non si fanno, perché allora si chiude tutto, le ferrovie chiudiamole, le autostrade chiudiamole, la luce elettrica c'è l'Enel di mezzo, chissà che cosa c'è sotto, il petrolio, chiudiamo, torniamo indietro tutto, torniamo al 1000 avanti Cristo, benissimo, questa è ciò che lui dice. Io non sono d'accordo, io accetto la sfida, so che è difficile e complicato fare un'opera pubblica garantendo la trasparenza di tutto, è più difficile che non dire non si fa, ma io sono qui per fare le cose, non per disfarle, e lui ha questo atteggiamento qui, è molto facile, no? È molto facile, però vorrei che la gente si rendesse conto delle conseguenze delle cose che propone Grillo. Non fare l'Expo, non fare la Pedemontana, non fare le infrastrutture vuol dire chiudere le strade. Siamo convinti che questa sia la cosa giusta da fare, o servono per garantire la mobilità e il trasporto delle persone e delle merci un sistema più efficiente, ed è quello che noi realizzeremo con la Pedemontana, con le grandi opere che certo richiedono controlli molto efficaci che stiamo facendo. Purtroppo ogni tanto c'è qualcuno che cerca di approfittarne, ma noi dobbiamo contrastare queste operazioni di infiltrazione mafiosa o affaristica, ma la risposta non può essere torniamo all'età della pietra, dai, mi viene da ridere o da piangere, dipende. Sì, è una risposta molto facile, poi subito sull'onda di uno scandalo in campagna elettorale, però non è una risposta che fa bene alla fine a Milano, ecco, al di là di tutto, perché anche come stiamo affrontando qui da Radio Padania nel nostro microscopico questa storia, non stiamo raccontando più di tanto che questi millantavano conoscenze soprattutto nel PD, ci sono anche affermazioni di Boeri, non ne stiamo davvero dando conto, cioè perché l'Expo dovrebbe essere qualcosa che è utile in maniera trasversale proprio al territorio, non deve essere un qualcosa da tirarsi in testa l'un l'altro, e invece mi sembra Hai ragione, guarda, anch'io evito questo, la Lega non c'entra niente, io potrei dire che sono coinvolto il PD, perché Greganti era iscritto al PD, scusate, Greganti era iscritto al PD. Pensate un po', se lui o Frigerio fossero stati iscritti alla Lega, che cosa non avrebbero scritto i giornali, ok? Sì. Era iscritto al PD, e io però, perché sono una persona seria, non cavalco questa cosa neanche in campagna elettorale. Dico che erano farabutti, non farabutti iscritti al PD, chiaro? Detto questo, ovviamente bisogna evitare che questi personaggi, millantatori o meno che siano, abbiano il sopravvento, ma la risposta non può essere non facciamo più nulla, perché vuol dire dargliela vinta loro, sì. E io non ci sto. Questo sicuramente, perché a quel punto sarebbe dare ragione davvero a questo modo di fare, che è veramente quello un po' della vecchia della peggiore politica, e che comunque purtroppo per oggi dobbiamo parlarne, ma ne parliamo, come possono penso apprezzare gli ascoltatori, nella completa tranquillità proprio con il presidente della Regione Lombardia. I cantieri non si fermano, quindi? No, assolutamente no, ci mancherebbe. I cantieri di Expo, dentro l'Expo, sono sotto la responsabilità del commissario Giuseppe Sala, e con la nomina oggi del nuovo direttore proseguono. Noi come Regione ci occupiamo delle opere fuori, in particolare la Pedemontana, la TEM, la Brebemi e altre opere connesse ad Expo, sono due cose diverse. E su quelle ovviamente proseguiamo senza particolari problemi. Nessuna di queste opere è stata toccata dalle inchieste, che ha riguardato appunto solo ciò che avviene dentro il sito Expo, sotto la responsabilità del commissario di governo. Da qui anche la presenza di Matteo Renzi oggi, perché questi lavori sono già sotto la responsabilità diretta del governo, con il commissario di governo. Per quanto riguarda le opere di competenza della regione, cioè le infrastrutture, le strade, in particolare la Pedemontana, i lavori stanno proseguendo, verrà messa in esercizio fra pochi mesi la
in prima tratta, e dentro Expo la tratta B1 della Pedemontana, quella che collegherà l'Omazzo alla Milano Meda, come previsto dal programma. E quindi diciamo così che i farabutti avranno il loro destino, noi invece facciamo l'omazzo. Sì, va bene, dai. Io l'ho detto oggi, lo ripeto, se c'è qualcuno che pensa di venire a influenzare le scelte della regione con questi mezzucci qui, lo prendo a calci nel sedere, ovviamente non esiste al mondo, e ho autorizzato a fare la stessa cosa anche ai direttori generali delle aziende ospedaliere e delle ASL. Va bene, Roberto, ti ringraziamo molto per questa chiacchierata. L'ultimissima, se hai ancora un minuto, domanda, non c'entra con Expo, è un po' il filo rosso, diciamo, della settimana. Tante persone, così a percezione e anche a flussi elettorali dei sondaggi, che da Forza Italia, proprio da Beppe Grillo, alcune anche dal PD, stanno guardando con sempre maggiore interesse alla Lega. Ti risulta questa sensazione o no? Sì, mi risulta, perché Matteo Salvini è molto bravo e molto efficace, perché stanno avvenendo cose che gridano vendetta, questa storia dell'immigrazione, dei profughi, dei presunti profughi, perché non sono profughi, sono clandestini, è una vergogna, ed è una vergogna anche come il governo sta trattando questa crisi, perché non puoi dire vengano e li lasciamo andare, perché non si può fare così, l'Europa non ce lo consente. Prima si cambiano le regole, finché non si cambiano le regole devi gestire con queste regole. Primo. Secondo, non puoi pensare, come purtroppo il governo sta facendo, che tutti questi che sbarcano poi li lasci andare, li mandi in giro senza neanche coinvolgere le autorità locali, le istituzioni locali. Oggi, per esempio, stanno per arrivare a Milano città 300 clandestini partiti da Taranto, senza che ci sia la possibilità di accoglierli. Questo dice il Comune di Milano, però stanno arrivando qua. Chi se ne occuperà? Punto di domanda. Hanno malattie, hanno problemi? Chi? Io non so nulla, come regione non sono stato né coinvolto né informato, e quindi per me non esistono. Apprendo dalle agenzie di stampa che arriveranno 300 presunti profughi che probabilmente stazioneranno alla stazione centrale di Milano, ma questa è la vergogna, è l'incapacità di gestire un fenomeno grave da parte del governo, e su questo giustamente la Lega e Matteo Salvini fanno sentire la loro voce, perché questo preoccupa i cittadini assieme alla crisi economica: mancanza di sicurezza, rischio per la salute e tutto ciò che adesso consegue. Il governo italiano ha fatto e sta facendo l'esatto contrario di quello che serve, cioè ha messo in pista il richiamo per questi clandestini. L'ha detto il direttore del Ministero dell'Interno, direttore dell'immigrazione: Mare Nostrum richiama i clandestini, e questo credo che sarà riconosciuto alla Lega, la grande battaglia che sta facendo contro l'immigrazione clandestina e l'incapacità del governo di regolarla come si deve. Va bene Roberto, grazie mille per questo intervento del martedì, e ci sentiamo quindi martedì prossimo ancora con il Presidente della Regione Lombardia per parlare di che cosa bolle in pentola. Grazie mille Roberto, ciao, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ciao, mille. Ciao.
A me è piaciuto farla, a Roberto Colombo sicuramente è piaciuta perché lo capisco mentre lo guardo, esatto, quando mi fa il segno del ok, vuol dire che le cose vanno bene e niente, noi qui a Radio Padania ci divertiamo così. Speriamo che voi vi divertiate in modo più interessante a casa vostra. Un saluto agli amici della notte che ormai sono quasi diventati gli amici della mattina, perché questa trasmissione va in replica anche alle 6 del mattino, quindi sono le 6:05 per alcuni di voi ascoltatori. Un carissimo saluto a tutti voi, un abbraccio speciale ai nostri nottambuli o mattinieri e ricordatevi che l'alba è meglio del tramonto, perché l'alba uno se la guadagna o attraverso la notte o svegliandosi presto, mentre il tramonto siamo buoni tutti a arrivarci, infatti. State bene, vogliatevi bene, a domani con un'altra puntatona di Rebelot. Ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma... Se non avete capito, dal Marco Pinti e da Roberto Colombo. J'en ai marre de